Con il presidente della regione Luca Zaia, presente al Palageux per Red Friends, il concerto a favore degli alluvionati, abbiamo fatto il punto sugli interventi del dopo alluvione e sulla situazione economica veneta. Guardi, abbiamo approfittato dell'alluvione anche per fare un po' un inventario di quelle opere che servono per mettere in sicurezza da un punto di vista idraulico il Veneto. La somma dell'ammontare per queste opere è di 2 miliardi e mezzo di euro e noi contiamo di far leva sulla sensibilità e sulla voglia di intervenire che c'è da parte del Presidente del Consiglio, dei Ministri, da parte di questo Governo e non ultimo anche da parte del Capo dello Stato per avere risorse. Come stiamo reagendo? Abbiamo una buona risposta sul fronte delle donazioni, 3 milioni e 500 mila euro. Dall'altro i 300 milioni che noi abbiamo visto stanziati dal Governo e non ultimo poi l'ulteriore trattativa che stiamo cercando di fare per portare a casa ancora risorse per gli investimenti, per finanziare il nostro piano di messa in sicurezza che vale circa 2 miliardi e mezzo di euro. E per quanto riguarda la crisi? Beh, gli indicatori sono positivi, le esportazioni sono adesso in ripresa, il PIL è in crescita, dopo la crisi il primo mese che ci dà un saldo alla pari tra dismissioni di posti di lavoro e assunzioni è questo e quindi la curva si sta rimpennando, questo ci fa ben pensare e ben sperare.